c'è delusione perché stavamo sognando con i ragazzi, siamo partiti per fare un campionato tranquillo, per salvarci sostanzialmente perché abbiamo avuto una serie di problemi. E poi nella realtà, dico, nelle ultime 3 giornate ci stiamo giocando, ci siamo giocati la griglia playoff. Oggi sapevamo che era difficile. Credo che per quelli che eravamo abbiamo fatto una grande partita, abbiamo provato a mettere in difficoltà il Geraci, però come in tutte le cose poi la qualità fa la differenza e a noi ci mancava gente importante, quindi abbiamo fatto il possibile, niente, sta ciliegina non è arrivata alla fine. Spinelli ha preso 2 giornate, quindi non ritornerà neanche con l'Aspra. Purtroppo sto ragazzo quest'anno ha fatto una stagione sotto le aspettative e ci ha creato non poche difficoltà. Vabbè, andiamo ad Aspra, andremo a farci la nostra partita. Purtroppo la matematica ci fa fuori, quindi senza nessuna pressione andremo a giocare l'ultima con grande tranquillità. E questo è il 7° anno. La bilancia, diciamo, che pende dalla parte del positivo, perché comunque in questi anni abbiamo fatto sempre campionati di vertice. A parte gli ultimi 2 anni non siamo riusciti ad entrare nella griglia perché comunque dico, le difficoltà ci sono, però abbiamo sempre dato il massimo e niente, io sono contento di aver trascorso questi 7 anni assieme al direttore, a dei dirigenti con cui ormai, diciamo, c'è un rapporto anche di amicizia. E niente, vedremo adesso più avanti quello che verrà fuori, che tipo di organizzazione ci sarà per il futuro.